Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato a orzo distico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti. Cordiale saluto gentili amici e amiche, ben ritrovati a questo primo appuntamento live con Friuli TV giornaliero. Allora facciamo un po' il riepilogo di quello che è accaduto in Friuli, Venezia e Giulia nelle ultime ore. Partiamo con un sinistro della strada in provincia di Pordenone, di 4 feriti residenti tra Pordenone e Roveredo in Piano, di cui uno grave ma fuori pericolo di vita. Il bilancio del sinistro della strada avvenuto nella notte, poco prima delle 2, nei pressi del Ponte Giulio che collega Maniago a Vaillant. L'auto su cui viaggiavano in prossimità di una curva è finita fuori strada. Sul posto hanno operato i sanitari giunti dal locale nosocomio e i vigili del fuoco del distaccamento maniaghese. Rilievi di legge da parte dei carabinieri delle stazioni di Montereale e Cimolais. Stiamo in tema sempre di incidenti stradali. Un motociclista è finito fuori strada lungo la ex provinciale nei pressi della galleria Raccolana in comune di Chiusaforte. Sono stati alcuni automobilisti in transito ad allertare i soccorsi. Una volta sul posto lo hanno caricato a bordo dell'ambulanza e trasferito a Tolmezzo, dove si trova tuttora ricoverato per le cure mediche. Per fortuna non è in pericolo di vita. E adesso andiamo ad analizzare i dati per quanto riguarda il Covid in Friuli Venezia Giulia, perché un aumento nelle ultime 3 settimane dell'incidenza, 72 casi ogni 100.000 abitanti, un elevato numero di tamponi processati. Il Friuli Venezia Giulia è tra le prime 5 regioni d'Italia, tassi di occupazione in terapia intensiva ampiamente nella soglia della zona bianca, alcuni significativi focolai tra i migranti e in qualche casa di riposo. Il tutto in considerazione dell'ondata della variante Delta, che senza la campagna vaccinale avrebbe prodotto il 70% dei ricoveri ospedalieri in più. Report da parte della Protezione Civile del Friuli Venezia Giulia per quanto riguarda gli interventi nella giornata di ieri. Allora, innanzitutto nel tardo pomeriggio è stato attivato dalla sala operativa regionale il servizio aereo regionale per il recupero di escursionisti in montagna, ne abbiamo dato notizia. Si è trattato di 2 interventi di soccorso a 3 escursionisti nelle Dolomiti friulane con i tecnici volontari di valore del Soccorso Alpino e Speleologico del Friuli Venezia Giulia. 2 escursionisti dispersi a Cloud, 1 infortunato al rifugio Maniago, Casera Bedin. Entrambi gli interventi si sono conclusi con esito positivo. E ora andiamo a Gorizia per quanto riguarda Gusti di Frontiera, una edizione un po' particolare, come ci spiega il sindaco Rodolfo Ziberna. Le sue parole. Ecco finalmente la bella, grande notizia che tantissimi si attendevano. Gusti off. Gusti off non sarà Gusti di Frontiera perché non è pensabile con le condizioni pandemiche e con le prescrizioni attuali che ci possa essere una manifestazione che ospiti 500-600.000 persone, quante sono quelle che frequentano, vengono a Gusti di Frontiera, che perciò rinvieremo al prossimo anno. In realtà però da giovedì 23 settembre a domenica 26 settembre avrà luogo a Gorizia Gusti Off Gorizia Riparte. Sarà una mini Gusti di Frontiera che comunque ospiterà oltre 60 stand provenienti dal Friuli Venezia Giulia, dall'Austria, dalla Francia, dalla Slovenia, e un po' rimane comunque il profumo della Mitteleuropa e recuperiamo davvero lo spirito più autentico, originario di Gusti di Frontiera. Naturalmente tutto ciò in rigorosa sicurezza, ripeto, rigorosa sicurezza nell'osservazione maniacale delle prescrizioni. Perciò ci sarà obbligo assoluto di Green Pass per tutti coloro che accederanno alle aree. Quali sono queste aree? L'area di Piazza Cesare Battisti e dei giardini pubblici, Piazza della Vittoria e Via Roma. 11 saranno i varchi, il Green Pass potrà essere chiesto all'accesso o potrà essere chiesto anche a campione nelle aree predette. Bisognerà consumare sia il bere che il mangiare da seduti
In più avremo un contenitore culturale, Contea, come peraltro già lo scorso anno. Contea il prossimo anno lo riproporremo nel suo periodo, che è quello di fine aprile, in concomitanza con il cosiddetto compleanno della città e della contea di Gorizia, appuntamento culturale in cui potremo proporre conferenze, convegni, dibattiti, presentazioni di libri e altri appuntamenti per riflettere anche su quanto è accaduto in questi 2 anni. Perciò Gorizia partecipa a questa voglia di rinascita, a questa voglia di ripresa, il piacere di ritrovarci fianco a fianco, ma ripeto, osservando assolutamente le prescrizioni e nella massima sicurezza. Un grazie sincero anche all'amministrazione regionale che ha concorso nell'aiutarci in questa ripartenza. Perciò Gusti Off Gorizia riparte da giovedì 23 settembre a domenica 27 settembre. Ci vediamo a Gusti Off. Bene, ricordiamo che da oggi fino a domenica ci sarà invece Friuli Doc a Udine. Anche qui, come abbiamo già detto nel corso delle altre edizioni, bisogna munirsi di Green Pass, seguire il percorso stabilito per entrare e uscire poi dalla manifestazione enogastronomica che prenderà il via proprio oggi alle 17, si chiuderà poi domenica con il carosello finale. Per quanto riguarda l'informazione live, per il momento è tutto. Ulteriori aggiornamenti sul nostro sito www.friulitv.net. Cosa dire? Beh, grazie per la visione e l'ascolto e buona giornata a tutti. Ehi, dico a te, vuoi un apparecchio acustico a costo zero? Acustica Friulana, via Visinale 16, Muzzana del Turniano, Udine. Telefono 334 27 67 731. Test dell'udito direttamente a domicilio, semplice e veloce. Pagamenti su misura. Non aspettare di non sentire. Campagna di prevenzione dei problemi uditivi. Acustica Friulana. Test dell'udito direttamente a domicilio, semplice e veloce. Un'occasione da non perdere.